I migranti sono cittadini che hanno uno status riconosciuto a livello internazionale e che in qualche modo la Repubblica tutela. Secondo me la forma migliore di tutela in questo caso è quella di disporre un'accoglienza diffusa, ripartita sul territorio, una quota di disagio per tutti, ma un disagio contenibile. Solo in questo modo possiamo evitare i casi di Eraclea e i casi di Cona, altrimenti, se non ci sono altre possibilità, giocoforza diventa necessario sistemare queste persone dove c'è posto. Alla luce del fatto che a seguito della gara sono state rinvenute altre disponibilità alloggiative per circa 700 posti, io penso che sia assolutamente imprescindibile dar vita alla cabina di regia, perché solo così i sindaci saranno garantiti e saranno garantite le popolazioni. Esiste già il tavolo di coordinamento regionale, esiste già il consiglio territoriale per l'immigrazione. Un ulteriore tavolo, facciamo funzionare quelli che ci sono. Se a questi tavoli i sindaci non danno risposte perché hanno legittimi timori e legittime preoccupazioni, probabilmente è perché appunto il territorio esprime questo. Quindi fare un ulteriore tavolo mi sembra sinceramente una cosa che non so se sia utile in questo momento. Il prefetto ha dato i dati dell'immigrazione dell'ultimo anno e mezzo, dati allarmanti, stiamo parlando di circa 15.000 arrivi sul territorio veneto, di questi 15.000 arrivi attualmente ne abbiamo presenti solamente 5.000. E questa è la cosa che preoccupa, perché non sappiamo che fine hanno fatto gli altri 10.000, se sono ancora in Veneto, se sono andati negli altri paesi d'Europa, e quindi quello che io ho sollevato principalmente sono dei dubbi in merito alla vicenda migratoria, come il governo sta gestendo questa faccenda, ma soprattutto tutti i problemi legati alla sicurezza e alla sanità, perché ricordiamoci che queste persone arrivano dalla sera alla mattina, non sappiamo da dove vengono, se hanno delle malattie, che problemi possono causare sul territorio. Gli ho chiesto di vigilare perché la gente ha bisogno assolutamente di sicurezza. Noi avevamo chiesto come PD l'incontro con il prefetto perché c'era la necessità di capire le problematiche e individuare insieme delle soluzioni. Il prefetto è stato molto chiaro nel ribadire la necessità di avviare un tavolo di coordinamento, una cabina di regia in cui regione, ANCI, sindaci si siedono e definiscono i siti dove prevedere l'accoglienza. Ecco, io come Partito Democratico ho espresso un segnale molto positivo, penso che ognuno di noi deve assumersi la responsabilità di un fenomeno che c'è, esiste, quindi non dobbiamo fare i capipopolo, ma dobbiamo individuare le soluzioni a un problema che è importante. Ma una cabina di regia è un'ottima idea che vada a racchiudere ovviamente tutte le parti fondamentali che in questo momento sono sì le parti di regione, sia ovviamente il prefetto e gli altri prefetti regionali, ma ovviamente i sindaci. Oggi i sindaci vivono una parte predominante in questo, infatti sono loro che devono fornire quelli che sono gli alloggi e le disponibilità per tali. Rimango comunque dell'idea che l'uso delle caserme debba essere comunque sempre considerato prioritario. I prefetti stanno lavorando al massimo delle loro possibilità, però manca totalmente una politica nazionale che provi a far sì che questa non sia un'eterna emergenza. Pensate che a fronte di 15.000 accessi e presenze di, io dico clandestini, profughi, migranti, quello che si vuole, in Veneto ci sono stati solo 10 rimpatri. Ecco, questa la dice lunga sull'incapacità di capire chi deve rimanere e chi deve essere rimandato a casa.